Dopo il rocambolesco successo e rimonta in quel di Belpasso c'è il Sant'Alessio, squadra reduce da 3 risultati utili nelle ultime 4 partite sulla strada della capolista Santa Venerina. Tante novità nello scacchiere tattico di mister Calvaruso. Davanti a Maniscalco gioca Bonaccorso a sinistra. Lopez torna a destra, Calì è Spampinato coppia centrale, con Gulli e Zanella in panchina. A centrocampo con Basile e Daniele Scapellato torna titolare Fabrizio Scapellato. In attacco ai box Carbonaro, spazio a Sinata, Crisiglione e De Leonardis, con il trio che si alterna nel ruolo di punta centrale. Avvio intraprendente senza timore degli ospiti. Callico attacca centralmente, allarga a sinistra, verso De Casale, uno sguardo in mezzo, il cross che diventa un tiro e centra la traversa. Rispondono subito i padroni di casa, Spampinato per Basile. In profondità, sulla sinistra, nella zona di Bonaccorso, posizione regolare. Bonaccorso, il traversone sul secondo palo per Lopez al volo. Una via di mezzo tra un tiro e un cross. La Fauci va al rinvio lungo. Sulla fascia destra, a cercare Branca, lo stop col petto. Poi la verticalizzazione improvvisa per Secas, posizione regolare. Secas anticipa Maniscalco. E sigla all'11°, il vantaggio a sorpresa del Sant'Alessio. Rosso giallo-blu costretti dunque ad inseguire, hanno subito una chance. Punizione interessante, la batte Sinatra di poco a lato. Continua a premere sull'acceleratore la squadra di Calvaruso. Bonaccorso di testa, direziona verso De Leonardis. De Leonardis, un'esitazione, poi accelera ed entra in aria. De Leonardis la mette bassa al centro, palla allontanata. Arriva Fabrizio Scapellato che centra il palo, controlla Crisiglione che spacca la porta. Salvo Crisiglione, firma il pareggio. Non segnava dalla partita col Mascali, quarto gol in campionato per lui. Olivera pressato da Fabrizio Scapellato, poi arriva Daniele Scapellato che gli porta via la sfera. Ancora Daniele Scapellato, lungolinea per Sinatra, c'è spazio per il numero 10, Sinatra dal limite, prova a giro sul secondo palo, di poco fuori. Rimessa lunga di Farfaglia, anticipa tutti Basile di testa, poi petto di Sinatra, attacco di Crisiglione verso De Leonardis. De Leonardis con la punta, provvidenziale l'uscita di La Fauci. Scadere del primo tempo, un altro piazzato, sempre Sinatra sul pallone. Stavolta va corto per Fabrizio Scapellato. Scapellato dalla distanza! Un missile terraria, imparabile per La Fauci. Un altro gioiello di Fabrizio Scapellato, segna solo gol incredibili. Il numero 8, terzo gol stagionale per lui. Riparte da dove aveva finito il Santa Venerina ad inizio ripresa. Basile per Sinatra, poi Fabrizio Scapellato, salta un avversario, ancora Scapellato, allarga a destra per Crisiglione, si propone Sinatra in profondità, servito, Sinatra incrocia, fuori di un soffio. Alleggeriscono la pressione i messinesi, lungolinea di Farfaglia per Secas. Secas punta il rientro di Bonaccorso, poi una doppia sterzata, l'assist al centro per Arias, tocca Daniele Scapellato, poi Secas a giro. Un altro splendido gol, dopo quello di Scapellato arriva il pareggio di Secas, 2-2. È tempo di sostituzioni per mister Calvaruso, fuori Bonaccorso, dentro Zanella e fuori Crisiglione, dentro Carbonaro. Altamirano cerca Secas, sbaglia l'appoggio Secas, lo ferma poi Spampinato, riparte Santa Venerina, Carbonaro prolunga per Fabrizio Scapellato, accelera Scapellato in aria. Cross basso al centro per Sinatra, il controllo, Sinatra la finta, ancora Sinatra murato, arriva Daniele Scapellato che calcia alto. Pressano alti i padroni di casa, La Fauci non sa chi servire, poi sbaglia il rinvio, intercetta De Leonardis, la palla finisce a Carbonaro, il controllo, Carbonaro col destro, fermato in calcio d'angolo. Cambio in mediana per mister Calvaruso, fuori Basile, dentro Pisasale. Minuto 77, Altamirano, cerca Arias, lo anticipa netto Calì, riparte il contropiede del Santa Venerina, Fabrizio Scapellato in verticale per Carbonaro, trattenuto da Moreno che lo stende poi con una spinta, calcio di punizione ed è chiara occasione da gol, cartellino rosso per Moreno, Sant'Alessio in 10. Forcing finale del rosso giallo-blu, Daniele Scapellato, sventaglia a sinistra per Sinatra, che la mette giù, braccato da due difensori, Sinatra prova a spezzare il raddoppio, poi vince un rimpallo, la palla finisce a Zanella. L'assist per Fabrizio Scapellato alla conclusione, si impenna la sfera, Sinatra al volo col sinistro, salvo Sinatra, 10 minuti dalla fine, il Santa Venerina è di nuovo in vantaggio, 10° gol in campionato per Sinatra. Sbandano gli ospiti che qui buttano via la palla, la recupera Pisasale, Pisasale la lavora per Fabrizio Scapellato, grande palla per De Leonardis, il controllo, De Leonardis calcia, esterno della rete. È l'ultima giocata della partita di De Leonardis che lascia il posto ad Angelo Trovato. Pisasale batte un corner corto per Daniele Scapellato, di nuovo Pisasale, il controllo, poi il sinistro sul primo palo, respinge La Fauci. Minuti di recupero, Zanella alza un campanile nella zona di Sinatra che riesce a fare la sponda, poi Carbonaro, il controllo, allarga per Pisasale, Pisasale in aria, Pisasale col destro, chiude i conti, Sebi Pisasale, primo gol in campionato per lui, 4-2 per il Santa Venerina.
Una vittoria faticosa, sudata ma meritata per il Santa Venerina, che supera un Sant'Alessio che ha davvero ben figurato, sia per spirito che per gioco. La squadra di Calvaruso continua a macinare i risultati, ma la partita di oggi è un chiaro monito ad affrontare, ad approcciare ogni sfida con grande attenzione, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo. La forza del gruppo è emersa ancora una volta nel momento di difficoltà. Il successo odierno è l'emblema di questa forza, visti anche i 4 gol arrivati da 4 marcatori differenti. Sabato prossimo, nell'anticipo della 12ª giornata, i rosso-giallo-blu faranno visita all'Atletico Messina, squadre invischiate nella lotta per non retrocedere.